Ecco. Bene, allora riprendiamo. È arrivata una domanda da Verona che mi invita a parlare di valutazione. Io non risponderò a questa domanda perché se comincio l'argomento della valutazione per dare una risposta sensata, valida, argomentata, mi ci vuole moltissimo tempo e poiché la volta prossima sarà dedicato l'incontro interamente alla valutazione, affrontiamo questo la volta prossima, quindi è soltanto un rinvio. Soltanto un rinvio. A Venezia mi pare ci fossero delle domande. Così, leggendo narrativa per ragazzi, vedendo spesso anche film, telefilm, così, che riguardano i ragazzi, le scuole anglosassoni, spesso si vede come la materia dell'argomentare sia addirittura spesso gara di dibattito tra i ragazzi, è proprio una consuetudine, una tradizione della scuola anglosassone, da tempo, cosa che non è invece nella nostra scuola. E quindi mi fa molto piacere naturalmente vedere che invece oggi lei ha riportato questo e il dibattito c'è nel lavoro che lei ci ha presentato. Che ogni tanto ho provato anche a farlo con i ragazzi piace anche molto, devo dire, porta via tantissimo tempo. Si sta diffondendo anche forse in propedeutico Italia, proprio, no? Per riflettere e ragionare sul dibattito e sull'argomentazione. Però effettivamente non è nella nostra tradizione, da quello che ho capito, insomma, no, leggendo invece quella che è la tradizione dei paesi anglosassoni, così volevo una considerazione da parte sua su questo. Sì. Vedete qui il metodo del dibattito che io non ho toccato, ma poi dopo lo rinvio alle slide. Probabilmente siamo più indietro, siamo partiti tardi, ma siamo partiti anche noi. C'è anche proprio molte scuole superiori partecipano a queste gare di dibattito. La cosa è molto diffusa per esempio in Trentino, ma anche a Padova c'è la palestra di botta e risposta. Vi ho messo i link, poi casomai andate a vedere, anche perché offre anche per esempio argomenti che sono stati affrontati nelle gare, ma sono aperti soprattutto e purtroppo dico io per la scuola alla scuola secondaria di secondo grado. In realtà poiché la modalità è una modalità diciamo così formale ma anche molto, molto coinvolgente e va preparata prima, va pianificata prima, no? Assomiglia molto per esempio ad un role play dove io attribuisco dei ruoli e ognuno lavora a modo suo, d'accordo, sull'argomentazione. Suggerirei che venga fatta anche in classe. Questa è una scena che ho preso da questa fonte che vi fa vedere come, dove ognuno è impegnato, d'accordo? Quindi è un'attività per l'orale che io suggerisco caldamente perché è un modo per abituare ad argomentare pianificando anticipatamente l'argomentazione, ma anche facendo questo grande lavoro di previsione di quello che potrà obiettare il mio avversario, tra virgolette, ecco. Oppure come esercizio, come capacità di saper replicare in situazione, perché non sono riuscita a prevedere quell'attività. Ecco. Quindi la suggerirei. Proprio perché sviluppa, oltre all'argomentazione, la previsione. Sì. Allora. Sì.
Allora, rassicuriamo tutti i colleghi che i materiali verranno poi caricati in piattaforma e integralmente il PowerPoint presentato dalla professoressa Rigo. Ricorrono delle domande un po' da diversi poli. È stato spiegato come affrontare il testo argomentativo, ma chiedevano, ecco, quando iniziare con il testo argomentativo, se dalla primaria e nella secondaria, poi in quanto tempo dedicare se si presupponesse una UDA nell'ultimo anno della secondaria di primo grado. Allora, se voi avete fatto il curriculum verticale di istituto, vi sarete accorti che ci sono dei riferimenti all'argomentazione fin dalla primaria. Sicuramente non possiamo pensare di relegare l'argomentazione soltanto in terza. Sarebbe troppo, sarebbe troppo. Allora noi dobbiamo pensare di graduare dalla prima media fino alla terza secondaria di primo grado. Con quale logica? Un po' io l'ho suggerito, quindi partendo da situazioni più semplici, più vicine al vissuto, sempre con questa stessa logica di creare famiglie di situazioni in cui l'allievo impara a capire la tesi e l'antitesi, per esempio, e gli argomenti, magari in prima. In seconda posso lavorare sulle garanzie, posso presentare situazioni più complesse, mi posso muovere su testi scritti più elaborati, no? Posso cominciare però anche a collaborare con altre discipline, perché no? Perché no? Fino ad arrivare poi in terza, in cui vado verso forme più complesse, più aperte. Non pensare sempre e solo ed unicamente alla modalità dell'argomentazione persuasiva, ma graduare nel tempo la deliberativa. Per esempio la deliberativa, poiché confluisce nell'azione, nella decisione di fare un'azione, perché non farla fin dalla prima, per esempio? Anche perché poi il frutto della mia argomentazione è qualche cosa, è un prodotto, è un'azione, è una decisione che coinvolge la classe, la piccola comunità, capito? Chiedono di specificare meglio la differenza tra il compito di realtà e compito autentico in vista dell'elaborato finale del corso, e anche una considerazione sugli EAS, episodio di apprendimento situato, se è possibile orientarsi verso questa soluzione al posto del compito autentico, sempre relativamente al nostro. Non ho capito questa seconda parte. Allora, ma rispondo alla prima, sì. Però ho bisogno che tu me la ripeta. Quindi chiedono la differenza tra il compito di realtà e il compito autentico. Compito di realtà autentico, teniamoli come sinonimi. Compito di realtà. Il compito autentico è un valore aggiunto, come esiste anche la valutazione autentica. Cioè, che cosa? È la scelta di quei campi di lavoro che sono molto significativi per i nostri allievi e in cui loro si immergono totalmente perché li toccano da vicino, no? Quindi il documento delle linee guida diceva: occorre ricorrere a compiti di realtà, però sempre compito è. Quindi compito vuol dire che io non so la risposta, compito vuol dire che i fondamenti della competenza, quindi autonomia e responsabilità, vengono formati e messi in gioco, d'accordo? Di realtà legato al reale, che non sia troppo astratto, che non sia fuori che non sia un'astrazione, che non sia fuori del mondo dell'allievo. Autentico quando è vicino al vissuto, quando è un problema che tocca il vissuto dell'allievo, per cui ecco che è più facile per lui immergersi e mobilitare tutta la persona, non solo un cervello che ragiona, ma anche un'emozione, anche la volontà di portare a compimento il lavoro.
di collaborare per trovare la soluzione al problema. Questo. La seconda parte? Dunque, rassicuriamo anche sul fatto che verrà fornita una traccia e quindi anche un format per la formulazione del compito autentico. Chiedono se al posto del compito autentico possono formulare un EAS, episodio di apprendimento situato, al posto del compito autentico, ma non so darti riferimenti. Il compito autentico, io non so perché questa domanda, perché in realtà quando parlo di competenze io parlo di attività situate, cioè mi riferisco a situazioni, tant'è vero che il compito autentico prevede un prodotto di pensiero, un prodotto anche tangibile, no? Un verbale, una relazione, la realizzazione di un progetto, ecco. Ed è situato, è in situazione. La conduzione stessa delle attività autentiche è una condizione di lavoro cooperativo, è un fare, è un agire, e quindi implica la relazione anche con gli altri, come i compiti situati. Lavorare sulle competenze è lavorare in situazioni. E su quale manuale scolastico lavorare? Perché se si lavora su quello di letteratura, allora bisogna poi sviluppare tutta una serie di esercizi, di attività aggiuntivi, così come se si lavora invece con quello sul manuale di linguistica, sulla grammatica. Allora, un consiglio, diciamo, su quale manuale adottare per la competenza argomentativa? Su tutti, nel senso che proprio in base all'affermazione che ho fatto prima, occorre creare famiglie di situazioni. Io posso partire da situazioni, diciamo, che nascono dalla lettura di un testo letterario e muovermi lì. Oppure posso partire da situazioni, oppure posso lavorare su attività più legate alla linguistica, per esempio ho pensato a tutto il lavoro sui connettivi, no? Sul lessico, eccetera, per cui mi muovo sul testo di linguistica. Quindi non devo fare un lavoro di testo, ma devo scegliere un campo, l'argomentazione. Pensate se poi devo lavorare sull'argomentazione in storia, visto che l'insegnante di lettere è anche insegnante di storia, no? Quindi devo essere al di sopra dei testi, su tutti. Possiamo fermarci? Sì, possiamo fermarci. E casomai se ci sono, perché altrimenti il professor Baglioni non rimane nei suoi tempi, se ci sono altre domande apriremo un forum di botta e risposta, no? Cioè di risposte e domande, ecco, di risposte e domande, per cui tutti i corsisti dei vari poli potranno anche intervenire e quindi continuiamo là casomai. Anche la bibliografia verrà fornita integralmente, certo, assieme al PowerPoint. Allora, buonasera a tutti, ai qui presenti e alle persone che ci seguono dai vari poli del Veneto. Per un caso ci troviamo a parlare oggi, sia io, sia come ha fatto appunto la professoressa Rigo, di argomentazione. Noi abbiamo cercato di variare i diversi incontri, purtroppo oggi non c'è stato possibile per
un problema del relatore che avevamo inizialmente previsto. Però forse il motivo appunto di questo accorgimento è stata puramente un'esigenza di varietas, insomma non volevamo annoiarvi ripetendo 2 volte argomenti simili, però penso che oggi invece sia stata forse una fortuna quella di trattare in entrambi i casi l'argomentazione, un po' perché chiaramente è un tema che è complesso e quindi che richiede una trattazione più ampia, tant'è che ricorrerà anche nei prossimi incontri, e un po' perché la affrontiamo da punti di vista diversi, ma credo che il mio intervento sarà molto in linea con quanto è stato appena detto appunto dalla professoressa Rigo. In realtà il titolo che avevo dato era più ampio, comprendeva non soltanto il testo argomentativo ma anche il testo letterario. Come vedete in questa versione l'ho messo tra parentesi perché penso che nell'ora che avremo riuscirò a trattare solo del testo argomentativo. Però ecco nelle slide che poi saranno caricate sul forum e appunto potrete, insomma, sulla piattaforma potrete trovare anche qualche riflessione sul testo letterario. Allora, vedete appunto che l'argomento che mi ero riservato per la mia comunicazione era quello della comprensione testuale. Comprensione del testo argomentativo e letterario, cioè di quei 2 testi che indubbiamente si collocano su una scala di maggiore complessità per quel che riguarda la tipologia testuale rispetto a quelli appunto che vengono abitualmente proposti a scuola, i testi descrittivi, narrativi, informativi, eccetera. Partiamo ripetendo alcune cose che sono contenute nelle indicazioni nazionali del 2012 e su cui si è già soffermata la professoressa Rigo. Allora, innanzitutto la comprensione testuale è ben presente fra gli obiettivi che dovrebbero essere raggiunti alla fine del ciclo della secondaria di primo grado. Non c'è però un'abilità a comprendere, un'abilità di comprensione a sé stante. La comprensione è compresa, scusate il bisticcio, è inclusa nell'attività di lettura ovviamente in un senso ampio, che non è soltanto leggere, compitare, ma è anche capire quello che si legge, insomma, per fortuna che è così, perché siamo alla conclusione della secondaria di primo grado, dunque leggere è un'attività ormai cognitivamente complessa anche. Però, ecco, guardate, io qui il verbo comprendere nelle indicazioni, sotto appunto l'abilità della lettura, io qui sto parlando soltanto degli obiettivi di italiano, quindi appunto il verbo comprendere ricorre unicamente in riferimento ai testi descrittivi, cioè ai testi che sono ritenuti più semplici in qualche maniera. Comprendere testi descrittivi individuando gli elementi della descrizione, la loro collocazione nello spazio e il punto di vista dell'osservatore. Per quel che riguarda invece i testi argomentativi e i testi letterari, si usa un verbo diverso, cioè si usa il verbo leggere. Chiaro, parrebbero quasi sinonimi, i 2 verbi qui, perché è chiaro che leggere non vuol dire appunto soltanto leggere ad alta voce, ma vuol dire anche capire. Però, insomma, chi ha redatto le indicazioni è stato molto attento a distinguere fra le varie tipologie di testi, perché insomma si ritiene che se i testi descrittivi ormai appunto alla fine della secondaria di primo grado possano essere compresi in ogni loro parte, ovviamente testi descrittivi adatti all'età, ma insomma per quel che riguarda i testi argomentativi e i testi letterari invece non si può richiedere a studenti di secondaria di primo grado una comprensione in ogni parte del testo, ma si deve piuttosto invitare gli alunni a comprendere l'ossatura del testo, quella che è la struttura portante, la macrostruttura, va bene? Per esempio per i testi argomentativi si parla di leggere semplici testi argomentativi, esplicito riferimento all'aggettivo semplici, e individuare tesi centrali e argomenti a sostegno, valutandone la pertinenza e la validità. Quanto ai testi letterari, su cui appunto temo che non avrò tempo di soffermarmi, la descrizione è un po' più complessa. Leggere testi letterari di vario tipo e forma, racconti, novelle, romanzi, poesie, commedie, individuando tema principale e intenzioni comunicative dell'autore, personaggi, loro caratteristiche, ruoli, relazione e motivazione delle loro azioni, ambientazione spaziale e temporale, genere di appartenenza,
formulare in collaborazione con i compagni ipotesi interpretative fondate sul testo. Si vede, diciamo, il ruolo di primo piano che i testi letterari hanno da sempre nella scuola, quindi qui chi ha redatto l'indicazione è stato attento da una parte a diciamo, commisurare gli obiettivi con appunto le conoscenze e i processi cognitivi che si possono supporre appunto in un adolescente, e dall'altra però appunto a far sì che non mancasse nessuna delle attività diciamo tradizionali di interpretazione del testo letterario. Facendo una battuta posso dire che già se si riuscisse a fare tutto questo, insomma, e non soltanto nella primaria e nella secondaria di primo grado, ma anche in quella di secondo grado e forse anche diciamo per le matricole universitarie, sarebbe già moltissimo. Comunque insomma questo è il quadro. Per quel che riguarda i testi argomentativi c'è però una contraddizione, almeno in parte, perché diciamo, si richiede di individuare tesi centrali e argomenti a sostegno e valutare pertinenza e validità, dunque una comprensione che è una comprensione dell'ossatura, della macrostruttura del testo, poi però nell'attività di scrittura il testo argomentativo è molto più presente di quanto non lo sia appunto nella lettura, per cui appunto quegli stessi allievi, diciamo, che dovrebbero avere un'idea di come funziona l'argomentazione, quantomeno sul testo scritto, dovrebbero poi essere però pienamente in grado di scrivere un testo argomentativo. Vedete test argomentativi, cioè scrivere testi di tipo diverso, e tra questi figura il test argomentativo a pieno titolo, corretti dal punto di vista morfosintattico, lessicale, ortografico, coerenti e coesi, questo è riferimento ovviamente alla testualità, adeguati allo scopo e al destinatario. E addirittura poi si richiede di scrivere testi di forma diversa, fra i quali figurano recensioni, commenti, argomentazioni, testi che o in tutto o quantomeno in buona parte contengono una componente argomentativa sulla base di modelli sperimentati, adeguandoli a situazione, argomento, scopo, destinatario e selezionando il registro più adeguato. Dunque questi modelli devono essere sperimentati, ovviamente sperimentati in classe, a lezione, quindi diciamo, se leggiamo la scrittura vediamo che quel ruolo che pareva marginale appunto del testo argomentativo nella lettura in realtà è maggiore, ma in quanto propedeutico, preliminare alla stesura del testo argomentativo. Anche qua ovviamente bisogna un po' contestualizzare, storicizzare il perché le indicazioni nazionali sono così. Diciamo, noi sappiamo che una delle innovazioni principali per quel che riguarda la scrittura a scuola è stata quella della sostituzione del tema come contenitore generico della scuola tradizionale con forme di scrittura più mirate, più autentiche, diciamo, più vicine a forme di scrittura che poi veramente diciamo, incontreranno gli alunni nella loro crescita, nelle loro professioni, per esempio. È rimasto però comunque per forza di cose il modello del tema tradizionale, e una delle tracce più comuni, no? Delle tracce classiche del tema, diciamo, vecchia maniera, era proprio quella dell'argomentazione, cioè si dava appunto un argomento e si diceva sostieni perché appunto non so, è tesi a favore o contro la pena di morte, per dire, no? E questo tipo di esercizi di scrittura ovviamente è rimasto, si tratta di esercizi del tutto utili, quindi non ne sto parlando male, però ecco, diciamo, non si è ancora provveduto, a mio parere, a dare una base di preparazione nell'affrontare un test argomentativo. Per cui spesso si richiede, diciamo, agli alunni di scrivere, di prendere posizione in favore o contro una tesi, senza che loro abbiano incontrato nella loro carriera, nel loro percorso scolastico, molti testi argomentativi. Questo è quello che, se appunto non ho frainteso, sosteneva anche la professoressa Rigo prima, cioè nel senso che è assolutamente opportuno, anche in vista appunto dell'attività di scrittura, che gli alunni leggano dei testi argomentativi, perché soltanto così possono capire come un testo argomentativo è fatto, è strutturato, e quindi, diciamo, riprodurlo e metterci dentro ovviamente i loro contenuti.
Bene, allora, quando parliamo di test argomentativo, vale la pena ripeterlo, anche se sono cose note, diciamo, facciamo riferimento a una classificazione che è quella proposta da Egon Werlich negli anni '80 per l'inglese, ma poi rapidamente, diciamo, adottata per tutte le altre lingue, che appunto diciamo, ha come criterio quello dell'intenzione comunicativa dell'autore. Questo non è l'unico criterio possibile nella classificazione dei testi. Voi sapete che un'altra classificazione, diciamo, molto fortunata è quella di Francesco Sabatini, che invece prende a riferimento il ruolo del lettore. Cioè se al lettore viene richiesta un'interpretazione molto vincolata oppure appunto se c'è una maggiore elasticità nel rapporto fra ciò che dice l'autore, fra il contenuto del testo e l'interpretazione che ne deve dare il lettore. Per esempio la classificazione di Sabatini è molto utile nel classificare i testi letterari, perché i testi letterari non figurano nella categoria di Werlich, in quanto i testi letterari possono essere di tipo descrittivo, narrativo, informativo, anche argomentativo, dunque tutti questi possono essere testi letterari, ma chiaramente la distinzione fra i testi letterari e gli altri tipi di testi è proprio nel fatto che i testi letterari sono meno vincolanti degli altri, richiedono uno sforzo interpretativo, quindi una collaborazione del lettore, del lector in fabula, come lo chiamava Eco, molto maggiore rispetto agli altri testi. Invece appunto la classificazione di Werlich fa riferimento all'intento comunicativo dell'autore e quindi distingue fra testi narrativi, descrittivi, informativi, regolativi e per l'appunto argomentativi. Testi letterari a parte è la classificazione testuale a cui fanno riferimento le stesse indicazioni nazionali, che parlano spesso di testi descrittivi, informativi, eccetera. Il test argomentativo in particolare ha la funzione di sostenere una tesi attraverso un ragionamento logico, proponendo argomenti a favore e confutando le opinioni contrarie. L'abbiamo visto anche appunto nell'intervento precedente della professoressa Rigo. Ha dunque un livello di complessità notevole già solo nella sua struttura, e gli esempi che vengono forniti in genere di testi argomentativi come testi argomentativi prototipici sono, per quel che riguarda l'oralità, per esempio le arringhe, quelle del debate che possiamo per esempio inscenare anche in classe. Per quanto riguarda i testi sempre orali, i discorsi politici, invece in riferimento ai testi scritti, che sono quelli di cui mi occuperò io qui oggi, alcuni saggi scientifici, quelli in cui ci si propone di dimostrare una tesi o di confutare la tesi di qualcun altro, gli articoli di fondo dei giornali, qua vengono messi anche gli slogan pubblicitari, ma è chiaro che gli slogan pubblicitari fanno riferimento, sono sì degli atti illocutivi, nel senso che vengono scritti affinché il destinatario prenda delle decisioni, faccia o non faccia qualche cosa, compri o non compri un qualche prodotto, per esempio, ma diciamo non li classificherei a livello linguistico testuale come testi argomentativi, perché appunto fanno riferimento comunque a un coinvolgimento emotivo più che appunto a una argomentazione vera e propria di tipo logico-deduttivo. Quindi se voi provate a cercare, come ho fatto io del resto, testi argomentativi su Google, su un qualsiasi motore di ricerca per la scuola secondaria di primo grado, trovate tantissime tracce di possibili temi, possibili testi che possono essere scritti, e trovate praticamente nulla di esempi di testi argomentativi. Qual è il motivo? Non è soltanto quello sbilanciamento che abbiamo notato nelle indicazioni nazionali. Il motivo è anche quello della difficoltà di trovare testi argomentativi adatti a ragazzi della scuola secondaria di primo grado. C'è una difficoltà che è innanzitutto relativa alle conoscenze del mondo, le cosiddette conoscenze enciclopediche che hanno i ragazzi a quell'età. È chiaro che un test argomentativo, per essere efficace, cioè per poter appunto difendere o appunto confutare una tesi, ha bisogno di una serie di argomenti che sono tratte dal mondo e che quindi richiedono che si conosca abbastanza bene come funziona il mondo. Pensate al discorso politico. Sì, è chiaro, si può, o anche appunto a un tema di quelli classici che vengono dati spesso anche nella secondaria di primo grado, come sei favorevole o contrario alla pena di morte. Benissimo.
È chiaro, lo si può richiedere anche a un ragazzo appunto delle medie, ma è evidente, diciamo, che l'argomentazione non potrà essere la stessa di chi scrive un articolo di fondo su un giornale, no? E quindi si dovrà per forza di cose concedere agli allievi una certa ingenuità, una certa, diciamo, invenzione anche di argomenti, perché non li trovano, diciamo, non hanno delle basi che permettano loro argomentazioni molto complesse. Discorso ancora, diciamo, cioè le risorse sono ancora minori quando si va a parlare di saggi scientifici, no? E anche la semplice lettura di un saggio scientifico in cui si difende o si confuta una tesi richiede però che si conoscano le basi di quella disciplina, di quella scienza, il motivo per cui viene proposta quella tesi, il motivo per cui quella tesi non è sostenibile, e dunque è molto difficile effettivamente trovare testi. C'è poi una complessità che è anche di tipo che è anche di tipo linguistico testuale, linguistico cognitivo, perché ovviamente il testo argomentativo ha una struttura più complessa di quella di altri testi. Questa è la struttura, diciamo così, classica, e quando uso classico faccio veramente riferimento alla cultura classica, perché è una struttura che ci portiamo dietro fin dalla retorica dei greci e dei romani, dove appunto si parte con, va bene, c'è un titolo, ma poi appunto c'è una introduzione in cui si dichiara una tesi, quella che veniva chiamata nella retorica antica la propositio, quindi tutta una serie di paragrafi centrali in cui vengono elencati gli argomenti a favore di questa tesi, la argumentatio, a cui può essere abbinata, non necessariamente, ma spesso è abbinata, una parte di confutazione di tesi avverse, la cosiddetta refutatio, e poi abbiamo le conclusioni, quella che nella retorica antica era appunto la peroratio. Va bene, questa struttura, diciamo, è sì molto antica, ma è ancora oggi valida, nel senso è la struttura classica, appunto tradizionale del testo argomentativo, ed è una struttura ovviamente complessa a livello cognitivo e a livello linguistico-testuale. Quindi tutto questo per dire che effettivamente sarebbe bello poter leggere di più, poter incontrare di più i testi argomentativi nella secondaria di primo grado, ma certo non è facile, anche perché l'unica tipologia in qualche maniera che resta è quella dell'articolo di fondo. Perché abbiamo detto i saggi scientifici devono essere saggi davvero di taglio divulgativo, e allora in quel caso sono molto più informativi che non argomentativi, e gli altri tipi di discorso, di testo, vanno bene magari appunto per dei discorsi orali, cioè prendere una ringa in favore o contro una tesi, ma come testi scritti invece non si trovano. Spesso viene proposto come testo argomentativo la recensione breve. Perché? Appunto perché si tratta di un testo breve, perché è un testo che fa riferimento a un altro testo inteso in senso lato. Testo quindi può essere un libro, può essere un film, può essere un ristorante, volendo, in quel caso non un testo, ma insomma fa riferimento comunque a un testo, diciamo, basato su un altro elemento, non di completa invenzione, e perché chiaramente il recensore deve poi stabilire se quel film gli è piaciuto oppure non gli è piaciuto. Personalmente però sarei restio a considerare la recensione come un testo argomentativo tout court. Perché la recensione funzioni, perché la recensione sia una buona recensione, deve necessariamente contenere una parte informativa, che ci dica appunto elementi della trama, per esempio del film o del libro, chi è, non so, il regista, che cosa ha fatto prima, che cosa fa dopo, per avere anche un confronto che sia di tipo appunto veramente argomentato. Insomma, dare dati che non sono necessariamente funzionali all'argomentazione.
Perché nella recensione di un film noi troviamo, il riassunto della trama non è necessariamente funzionale a che si dica il film è bello o il film è brutto, ma è strumentale semplicemente per chi la legge, che vuole sapere anche di che cosa parla il film. Allora, è vero che dal punto, diciamo, le recensioni sono più facili da leggere di altri testi e dunque possono essere ben sfruttate magari in classe, ma non sono utili a insegnare diciamo, i meccanismi dell'argomentazione. Anche perché in questa struttura appunto che è quella classica, appunto, le tesi contro e a favore richiedono anche una messa in gioco molto forte dell'autore, quindi l'uso per esempio di espressioni come io penso che, secondo me, eccetera, eccetera. Nella recensione, almeno nella recensione come la si fa oggi, tutto ciò tende a essere, diciamo, oscurato in uno stile che si presenta come oggettivo, in una forma che si presenta come oggettiva. Cioè, il film è certamente inferiore al livello del regista. Questa è una valutazione, ma una valutazione nascosta in una forma, diciamo, oggettiva di terza persona. E quindi chiaramente rischia di disorientare i ragazzi che si trovino per la prima volta di fronte a diciamo, componenti argomentative all'interno di un testo. Allora, anch'io avevo proposto un testo, anche se non sono stato diciamo così previdente poi da darvelo prima da leggere, quindi lo leggiamo insieme, ma forse anche questo, diciamo, è opportuno perché diciamo così riproduciamo quella che dovrebbe essere un'attività che su altri testi si potrebbe fare in classe. Ovviamente qualsiasi esercizio presuppone prima la lettura di un testo e siccome i testi argomentativi sono testi complessi, suggerirei che appunto venissero letti prima insieme, almeno come primo esercizio su un testo argomentativo, e non di affidare la lettura a casa, perché ovviamente insomma presentano dei problemi. Questo poi in particolare, lo dico da subito, non è un testo semplicissimo, perché è un classico articolo sì di fondo ma di registro brillante e quindi mette in gioco tutta una serie di strategie retoriche che possono essere non facili da comprendere per ragazzi che non sono abituati alla lettura di quotidiani, di giornali, dove magari questo stile, no, ricorre di frequente, quindi per gli adulti non è poi così sconosciuto, insomma. Il testo appunto si intitola Ecco perché odio l'estate ed è di uno scrittore, un giallista napoletano, Maurizio De Giovanni. È stato pubblicato nell'estate dell'anno scorso, del 2017, sul Corriere del Mezzogiorno, che viene dato insieme con il Corriere della Sera. E quindi vi dicevo appunto, contiene sì un'argomentazione, ma un'argomentazione di tipo scherzoso, brillante, no? Perché non sopporto l'estate e non sopporto le vacanze. Allora, lo vado a leggere. Ve lo devo dire e so già che cosa penserete. Quello che vi devo dire è che odio l'estate. E ciò che penserete è che sia uno di quelli che, non potendo godersela come state facendo voi, che leggete queste righe cercando di tenere dritto il giornale al vento caldo che batte la spiaggia o di ripararlo dalle pallonate del bagnasciuga, si mette a sputare veleno sulla stagione più bella dell'anno, la più attesa, la più desiderata. Quella sospirata nelle giornate d'inverno, quando si è in fila sotto la pioggia aspettando l'autobus che non passa mai. D'accordo, posso concedervelo. Non sono uno da spiaggia, quindi forse mi perdo il meglio. Non capisco cosa ci troviate nel mettervi per ore sotto un sole cocente e tragicamente caldo ad arrostirvi come peperoni, bruciando la pelle e assumendo un omogeneo colore malsano che attraversa l'intera gamma dal rosso al viola per approdare infine a quel noce tanganica che qualifica, eliminando ogni rimostranza di perdurante applicazione al lavoro, chi in vacanza c'è andato e come, rispetto a chi nel frattempo ha continuato a mandare avanti il paese. Perché la vera differenza, amici miei, è quella ormai, chi può andare in vacanza e chi no. Non è solo questione di disponibilità, naturalmente, più che altro è il voler mollare il famoso staccare la spina. Ebbene, c'è qualcuno che la spina non la vuole staccare, che resiste ad aspettare il vostro ritorno qui dove dovrete pur tornare. Perché appunto io l'estate la odio, non sono l'unico, sapete.
Qualcuno lo incontro per le strade della città fantasma e ci scambiamo sguardi di consapevole resistenza. Odio il caldo prima di tutto, questo feroce clima che toglie energie e voglia di muoversi, che rallenta le menti e i movimenti, che opprime e soffoca. Odio il caldo che diventa l'unico dannato argomento di conversazione. Tutti esperti climatologi, ma hai visto che caldo, senti che caldo, dicono che durerà tutta la settimana e poi invece non finisce mai. Odio il caldo e il maledetto sudore che si insinua dovunque, inzuppando camicie e rendendo inutili le costanti docce. Odio il caldo e la solitudine che impone, le scale che ti impedisce di salire, le strade assolate che rende impraticabili. Odio gli insetti che vengono fuori col caldo, le zanzare enormi che si annidano chissà perché negli ascensori e che di notte penetrano misteriosamente attraverso finestre chiuse e nonostante il condizionatore, per sfrecciare in prossimità delle orecchie svegliandomi ogni 5 minuti. Odio le mosche che cercano di entrarti in bocca durante qualsiasi conversazione e i mosconi pesanti che picchiano sui vetri, perché accidenti saranno entrati se adesso vogliono uscire. E se uno apre la finestra ne entrano altri 3 immediatamente. Odio le formiche che invadono le cucine, ma da dove saranno passate se è tutto chiuso? Odio perfino il condizionatore perché acceso fa rumore e ti congela e spento ti lascia soffocare in 2 minuti. Odio l'irragionevole e assurdo aumento di tutte le tariffe dei servizi, come se essere rimasto in città sia un delitto da punire, mi costringe a lavorare invece di essere sulla spiaggia e allora paga almeno. E odio la stasi di ogni attività conclamata anche da chi è rimasto in ufficio. Sa, mi dispiace, lo farei volentieri, ma purtroppo è agosto e d'agosto, come sa, si ferma tutto. Odio l'insofferenza di commessi addetti agli sportelli che ti guardano disgustati come se l'assurda idea di sopravvivere senza la vacanza sia una vergogna morale di cui avere pudore. Odio l'aria abbattuta di chi ritorna al lavoro perché ha finito le ferie, punito dalla sorte e dal destino infame, neri come il carbone e desiderosi di approdare al fine settimana per riguadagnare la perduta posizione sulla sedia a sdraio in mezzo al carnaio. Odio l'idea di quell'olezzo di creme e lozioni, di quella musica martellante e di quelle antiestetiche esposizioni di carni tremolanti, di quell'acqua torbida e di quei parcheggi roventi, di quei coni sgocciolanti e di quei sedili che si attaccano alle natiche. Odio i traghetti sepolti dalla folla, le valigie caricate disordinatamente e le code infinite ai caselli. Odio i tormentoni despatiti, le riviste dietologiche e i sandali coi calzini. Odio i corsi principali assiepati da bambini in lacrime, le riesumazioni di cantanti degli anni '80 in disarmo e le sagre della salsiccia scritta con la C. Odio le frittate di maccheroni che lasciano tracce nella sabbia e la gente che fuma con le chiappe a mollo, gettando mozziconi dove bambini fanno il bagno. Odio i richiami di mamme urlanti, odio le pennichelle istupidite nei pomeriggi irrespirabili, odio le partite tra scapoli ammogliati generatrici di infarti del miocardio. Odio l'estate che allunga le sue dita rapaci anche su chi si rifiuta di viverla. Fortuna che passa, perché passa, ve lo assicuro io, e come se passa. Beh, non era il momento, appunto, magari questi giorni con Burian, diciamo, che ci attacca di leggere un testo del genere. Credo che anche chi la pensa come De Giovanni, oggi come oggi, un pochino più di caldo lo vorrebbe. Ma al di là di questo, come vedete, si tratta di un'argomentazione molto diciamo scherzosa, giocosa, costruita però appunto su un registro brillante che ovviamente dà problemi perché contiene una fortissima componente retorica. Componente retorica che si porta dietro anche una scelta, diciamo delle scelte lessicali assolutamente non banali, non comuni, che come succede in questo tipo di testi attinge ai linguaggi specialistici più disparati e quindi ovviamente danno difficoltà a chi ha ancora un lessico ridotto come appunto uno studente anche del terzo anno della scuola secondaria di primo grado. Allora, intanto vi dico, questo testo è esattamente diciamo, il testo integrale dell'articolo, lo si può ridurre, lo si può manipolare, si possono diciamo, riformulare alcune parti. Io non ho fatto nessun adeguamento perché volevo partire da un testo diciamo, reale, ma poi questo è a discrezione di ciascun insegnante. È chiaro poi che su alcuni punti è bene, una volta appunto fatta la lettura insieme in classe, discutere, cioè è bene che il professore spieghi determinati meccanismi che sono dietro il testo. Scusate, io ogni volta vado successivo. Allora, ecco, per esempio,
preso qualche punto di quelli più critici, le maggiori asperità di tipo lessicale, eliminando ogni rimostranza di perdurante applicazione al lavoro. Beh, che cosa vuol dire? Rimostranza è sinonimo di protesta, e dunque eliminare ogni rimostranza di perdurante applicazione al lavoro vuol dire rendere inutile, vana, ridicola qualsiasi protesta di chi ritiene invece che si debba continuare a lavorare. Spiegato in questa maniera, l'asperità viene appianata. Oppure la stasi di ogni attività conclamata anche da chi è rimasto in ufficio. Stasi è sinonimo di pausa, sospensione, quindi la sospensione di qualsiasi attività di lavoro che viene rivendicata anche da chi non va in vacanza, rimane in ufficio. E non bisogna appunto intervenire soltanto sul significato denotativo, referenziale delle parole, ma anche sul loro uso retorico, no? Riesumazioni di cantanti degli anni '80 in disarmo. Beh, che cos'è la riesumazione? La riesumazione appunto fa pensare immediatamente al cadavere, dunque diciamo l'inferenza è quella che il cantante degli anni '80 sia affine appunto a un cadavere, un cantante ormai morto, un morto che cammina, una sorta di zombie. E in disarmo è un'espressione presa di peso dal lessico nautico, appunto l'imbarcazione che viene messa in disarmo è quella che viene smontata, quella che non serve più. Ecco, quindi che cosa vorrebbe dire? Riesumazione di cantanti degli anni '80 in disarmo vuol dire ritirare fuori quei cantanti che ormai hanno fatto il loro tempo, così, per delle sagre paesane. E si può anche, riflettere su meccanismi più strettamente di tipo retorico. I tormentoni Despaciti, Despacito insomma l'anno scorso la conoscevano e la canticchiavano tutti, era appunto il grande successo dell'estate dell'anno scorso. Qui appunto non si dice i tormentoni come Despacito, ma appunto lo stile brillante fa sì che Despacito diventi addirittura un attributo, direttamente un aggettivo, e dunque si fletta al plurale come tormentoni, no? O ancora le sagre della salsiccia scritta con la C. Che cos'è la salsiccia scritta con la C? È appunto la salciccia, cioè appunto forma dell'italiano popolare, soprattutto di tipo centro-meridionale, l'autore è napoletano, di salsiccia, e dunque il fatto già solo di vedere salsiccia scritta con la C è indicativo del livello culturale di quella festa, no? di quell'iniziativa. O ancora le partite tra scapoli ammogliati generatrici di infarti del miocardio. Qui sicuramente c'è un problema lessicale che riguarda miocardio, che è termine appunto specialistico del linguaggio della medicina, muscolo del cuore, dunque il cuore. Anche, va spiegato anche le partite tra scapoli ammogliati, no? Cioè partite di calcio, ovviamente di pallone, tra persone che se possono essere anche ammogliati non sono più giovanissimi e dunque pensano però di essere ancora giovani e si divertono ancora a giocare a pallone, salvo poi però non avere più il fisico, non riuscirci più, e quindi rischiare, per iperbole, l'infarto, un infarto al cuore, un colpo al cuore, in realtà appunto rischiare acciacchi di vario tipo. Fatta questa prima operazione, il testo, e quindi appianate alcune delle asperità del testo, il testo però ha anche dei vantaggi indubbi. Il primo è di tipo contenutistico, cioè riguarda l'estate, riguarda il caldo, quindi riguarda un'esperienza che è comune a giovani e meno giovani. È vero che si tratta di un articolo che ha come destinatari, per di più destinatari a cui si rivolge direttamente con la seconda persona plurale, l'autore, appunto scritto per grandi, ovviamente, per cui si parla di lavoro, no? Lasciare il lavoro, il diritto dell'andare in vacanza, eccetera. Quindi in questo può lasciare un po' più freddi, ovviamente, ragazzi appunto della secondaria di primo grado. Ma certamente quando si parla dei corsi assiepati di bambini, oppure si parla delle sagre o ancora degli ombrelloni, delle creme, eccetera, sono esperienze che si suppone abbiano fatto un po' tutti. L'altro elemento riguarda la struttura del testo. Vi ricordate che nelle indicazioni nazionali appunto è scritto chiaramente che bisogna saper leggere per individuare gli snodi principali del testo argomentativo.
E qui, diciamo, la struttura è abbastanza semplice, conforme a quella tipica tradizionale del testo argomentativo, e per di più è ben scandita in paragrafi. Ci sono 6 paragrafi che compongono il testo e che costituiscono tutti delle unità argomentative. Il testo, diciamo, può essere, la struttura del testo può essere rappresentata in questa maniera. C'è un paragrafo iniziale in cui si espone la tesi, la proposizio, odio l'estate. Poi seguono le varie argomentazioni, vari argomenti in favore di questa tesi. Odio l'estate perché fa caldo, odio l'estate perché col caldo vengono fuori gli insetti, odio l'estate per via del condizionatore e odio l'estate per le vacanze al mare soprattutto e ciò che comportano, i traghetti, le file ai caselli, i carnai, no? Le sagre, eccetera, eccetera. E quindi poi c'è una conclusione, una peroratio, che trattandosi appunto di un articolo in stile brillante non è una conclusione classica, non è e quindi, ma è piuttosto, diciamo, una soluzione, una exit strategy, diciamo, dal problema, che è quella appunto, ma fortuna che passa, ma tanto l'estate, diciamo, non è che dura a lungo, e quindi il solo pensiero che poi ricomincerà l'autunno e l'inverno, diciamo, mi dà la possibilità di sopportare questo momento. Allora, io non parlerò qui della valutazione, che lascerò come argomento alla professoressa Rigo in uno dei prossimi incontri. Mi sono chiesto soltanto appunto come poteva essere utilizzato un testo del genere a lezioni in classe e eventualmente appunto poi per assegnare esercizi su questo testo. Non mi sono interrogato, diciamo, ancora su come possano poi essere valutati. Ecco, posto che a mio parere il testo va letto appunto in classe insieme, quello che si può fare è o nel corso della stessa ora di lezione oppure in una lezione successiva, il giorno dopo per esempio, allora innanzitutto ritirare il testo una volta che lo si è letto insieme, non lasciarlo ai ragazzi, e poi ridarglielo, però appunto tagliuzzato, no? Nel ridarlo scomposto nei suoi vari paragrafi. Questo secondo me è un lavoro che può funzionare bene in gruppo, quindi non a casa da soli, ma che funziona appunto dividendo la classe in vari gruppi e chiedendo loro di ricostruire l'ordine del testo. Non ho fatto sperimentazioni, non ho avuto tempo appunto di chiedere a qualche collega insegnante di fare una prova in classe, ma non credo che, anche se il testo sia stato letto prima, soprattutto se nella lezione del giorno precedente o della settimana prima, diciamo, l'attenzione che c'è in genere nei confronti del testo in classe e la memoria degli allievi permetta loro di ricostruire agevolmente l'ordine. Si tratta comunque di un testo complesso che procede per accumulo di argomentazioni e dunque ricostruire esattamente l'ordine non è facile. Ma è ovvio che non è un esercizio che si basa sulla memoria, questo. È un esercizio che si basa sulla testualità, sulla forma linguistica del testo e anche in parte sulla logica, e che richiede di avere presente e di aver capito come funziona il testo argomentativo anche, per saper poi mettere nel giusto ordine i diversi paragrafi. Quindi secondo me viene bene come compito in collaborazione, appunto, dividendo la classe in vari gruppetti e chiedendo a ogni gruppo di rimettere in ordine i paragrafi e poi confrontando fra loro le varie versioni, vedendo qual è quello che corrisponde effettivamente alla forma del testo. Quali sono i problemi che dà un esercizio del genere? Allora, direi che è abbastanza semplice risalire a qual è il paragrafo iniziale e qual è il paragrafo finale. Il paragrafo iniziale contiene la tesi in maniera diretta, ve lo devo dire, so già che cosa penserete, quello che vi devo dire è che odio l'estate. Un incipit del genere non può che essere, diciamo, di tipo iniziale. Basta fare una qualche prova, spostare gli altri paragrafi in posizione iniziale, si vede subito che non tengono, che questo deve essere quello iniziale. Così appunto il fortuna che passa, questo brevissimo explicit, questa brevissima conclusione, fortuna che passa perché passa, ve lo assicuro io, e come se passa, non può che essere, diciamo, la chiusura, il paragrafo finale. Il problema lo pone l'ordine delle 4 argomentazioni, dei 4 argomenti che vengono portati. Vi ricordate? Odio il caldo, odio il condizionatore, odio gli insetti, odio le vacanze.
Questo perché appunto non si tratta di argomenti a grappolo, come abbiamo visto prima, non è che da uno discenda l'altro necessariamente, sono indipendenti. L'unico forse preliminare a tutti gli altri è odio il caldo, perché da odio il caldo discendono ovviamente odio gli insetti che vengono fuori col caldo e odio il condizionatore. Dunque c'è questo piccolo aiuto di tipo logico. Nel resto dei casi bisogna affidarsi a spie che sono testuali. Quindi bisogna leggere bene il testo, e questa ovviamente è l'indicazione che deve essere data per un esercizio del genere. Per esempio, abbiamo detto, se si riesce a capire dov'è il paragrafo, e non è molto difficile, basta leggerlo bene, basta non fermarsi alla prima frase, dove si dice appunto che si odia il caldo, bene, allora lì, già dal punto di vista logico, si può pensare che quello sia il primo argomento che viene portato. Ma ci sono anche delle spie di concatenazione testuale fondate sul lessico. Per esempio, il primo paragrafo, quello introduttivo, quello della tesi, si fonda appunto sul perché appunto io l'estate la odio, cioè finisce così, perché appunto io l'estate la odio, non sono l'unico, sapete. Il secondo paragrafo inizia con qualcuno lo incontro per le strade della città fantasma. È chiaro che l'unico è direttamente collegato al qualcuno, non sono l'unico. Qua c'è un rapporto causale non esplicitato, ma non sono l'unico perché incontro, dato che incontro altre persone. E allora saper riconoscere, diciamo, questo legame tra non sono l'unico e qualcuno già vuol dire aver capito come funziona la concatenazione, questa volta testuale, non tanto logica quanto appunto di tipo linguistico, presente all'interno del testo. Ma poi c'è un'altra spia, che non è appunto nella prima frase, quindi costringe a leggere bene l'intero paragrafo, non soltanto la frasetta iniziale, appunto quando l'autore dice odio il caldo prima di tutto, cioè mette un bel elemento testuale di scansione interna. Cioè è come se dicesse il mio primo argomento è questo, odio il caldo prima di tutto. Allora quel prima di tutto è una spia molto eloquente del fatto che questo deve essere il primo paragrafo delle argomentazioni. Andiamo a vedere, diciamo, gli altri paragrafi. Bene, il terzo paragrafo, dunque il secondo argomento che viene portato, è quello degli insetti che vengono fuori col caldo. Notate anche una cosa, una spia, diciamo, di tipo grafica che viene adottata nell'articolo e che io terrei, perché, diciamo, gli studenti che hanno un pochino più memoria e forse che sono anche un po' più attenti lo colgono subito. Cioè gli argomenti sono contraddistinti dal resto del testo per avere una parte in grassetto, cioè la prima frase è in grassetto. E già questo dovrebbe essere, insomma, sufficiente a individuare una prima scansione all'interno del testo. Dicevo, odio gli insetti che vengono fuori col caldo. Allora qui il ragionamento che va fatto è che non si potrebbe parlare degli insetti che vengono fuori col caldo se prima non si fosse detto che in estate fa caldo e che quindi la cosa che si odia di più dell'estate è il caldo. Del resto, a che questo sia il paragrafo che segue immediatamente il primo argomento, cioè odio il caldo, ci si arriva anche per esclusione se si prende l'altro argomento, che è odio perfino il condizionatore. Qui c'è un elemento testuale molto eloquente, uno di quelli che in linguistica si chiamano focalizzatori, e per l'esattezza, insomma, ma il termine che viene proposto secondo me è un po' barocco, almeno nel lessico della linguistica. Si parla perfino di un focalizzatore additivo, scalare, valutativo. Insomma, bisognerebbe trovare una sigla quantomeno. Però che cosa vuol dire? Focalizzatore vuol dire che è un elemento che mette, cioè che fa sì che il lettore si concentri su un sostantivo, per esempio, come qui il condizionatore. Quindi la sua funzione è quella di focalizzare l'attenzione sul sostantivo che segue, perfino il condizionatore. Però come viene presentato il sostantivo il condizionatore? Viene presentato come un'aggiunta, quindi focalizzatore additivo, su una scala di cui costituisce il polo estremo, no? Addirittura odio il condizionatore. E questa scala è una scala di tipo valutativo, nel senso che arriva a odiare anche il condizionatore. Nella mia percezione il condizionatore è persino quello è odioso.
Per di più, il condizionatore viene nominato già prima nel paragrafo precedente, le zanzare di notte penetrano misteriosamente attraverso finestre chiuse e nonostante il condizionatore, dunque c'è anche una debole ripresa lessicale di ciò che era stato detto nel paragrafo precedente. Quindi odio perfino il condizionatore. Allora, se questo perfino è alla fine di una scala e la scala qui è quella delle torture a cui ci costringe il caldo estivo, allora è chiaro che gli insetti che vengono fuori col caldo devono precedere. Cioè non avrebbe senso un testo in cui abbiamo odio il caldo nel paragrafo 2, poi odio perfino il condizionatore e poi odio gli insetti e in più odio gli insetti che vengono fuori col caldo. Non regge a livello testuale. Bene. È chiaro, qui il discorso può sembrare addirittura più complesso dell'esercizio che va fatto, nel senso io vi sto facendo, cerco di farvi, insomma, spero di aver fatto una riflessione corretta su come è articolato il testo e su quali sono gli elementi, le spie che possono essere usati. Poi, diciamo, anche se questi elementi non vengono esplicitati, una minima competenza testuale, che comunque ovviamente nella secondaria di primo grado si ha, fa sì che se si leggano i paragrafi nell'ordine sbagliato si veda che qualcosa non torna, anche se poi l'allievo, lo studente, non riesce a esplicitare che cos'è quello che non torna. E infine appunto abbiamo odio l'aria battuta di chi ritorna al lavoro perché ha finito le ferie. Qui c'è appunto una ripresa lessicale attraverso sinonimo della chiusura del paragrafo precedente, dove si diceva come se l'assurda idea di sopravvivere senza la vacanza sia una vergogna morale di cui avere pudore. Quindi c'è vacanza e poi si riprende l'argomento e poi quando ritornano dalle ferie sono pure abbattuti, non solo le pretendono ma vogliono anche le vacanze. Quindi anche qua c'è un elemento di concatenazione lessicale al paragrafo precedente, ma soprattutto c'è una frase finale che riprende la tesi principale e dunque non può che essere alla fine dell'intera argomentazione. Odio l'estate che allunga le sue dita rapaci anche su chi si rifiuta di viverla. Non avrebbe senso nessun argomento dopo, diciamo, questa frase qua, perché questa è chiaramente una frase conclusiva dell'intera argomentazione. Allora, io purtroppo, vi dicevo, non ho avuto il tempo di sperimentare questo esercizio, non so se qualcuno di voi vorrà provarlo, se lo farà, poi insomma vi prego di farmi sapere come feedback, insomma se è stato ritenuto troppo difficile, troppo facile dopo la lettura. Penso, diciamo, che ci si possa provare, ovviamente bisogna avere, appunto, direi a diciamo una terza e direi, diciamo, una classe abbastanza rispondente, che sia motivata, che per esempio a cui piaccia, diciamo, lavorare in gruppo, una sfida, vedere chi è che lo fa prima, poi lo leggiamo tutto intero, qual è il votate qual è il testo che funziona o no, va messa un po' sul gioco, perché altrimenti se no può diventare un esercizio un po' noioso e fine a se stesso. Quali altri esercizi si possono costruire su un testo del genere? Ma questo ovviamente è preliminare a qualsiasi altra cosa perché fa capire la struttura e quindi anche implicitamente, diciamo, qual è la struttura di un qualsiasi testo argomentativo. Si può poi prendere e isolare, diciamo, dei singoli paragrafi e costruire degli esercizi su testi più brevi. Perché indubbiamente uno dei problemi dei testi argomentativi è che anche per sviluppare correttamente, diciamo, un'argomentazione sono spesso testi lunghi, e quindi, diciamo, in genere di dimensioni maggiori rispetto a quelli che si riescono a leggere in classe, soprattutto quando si fanno esercizi sulla comprensione testuale. Allora, un esercizio classico, l'abbiamo visto già prima, e comunque molto utile, è quello sui connettivi. Connettivi che però, lo diceva giustamente prima la professoressa Rigo, scarseggiano sempre di più nei testi argomentativi odierni, soprattutto negli articoli di fondo, cioè in quei testi che sono i più adatti a essere proposti, diciamo, in una secondaria di primo grado. Perché ovviamente la prosa argomentativa classica, per cui ogni argomentazione, diciamo ogni affermazione viene proposta come conseguenza, consecuzione oppure appunto in contrapposizione a quanto è stato detto prima, è una prosa pesante. È una prosa anche noiosa da leggersi, che ancora regge bene nei saggi scientifici, perché ovviamente lì è importante invece la chiarezza, ma insomma negli articoli di giornale invece fa subito vecchio, fa subito noioso. L'articolo di giornale deve invece mantenere costante l'attenzione del lettore e dunque per mantenere costante l'attenzione del lettore non gli deve dare tutto scodellato.
Quindi il segreto è quello di far sì che il lettore debba ricostruire da lui i rapporti in cui sono le diverse affermazioni che vengano fatte. Se io vado avanti con e perciò, ciò nonostante, eccetera, faccio una prosa pesante che diventa noiosa. Invece, soprattutto nel registro brillante, si accostano frasi magari appunto di segno opposto, di affermazioni di segno opposto, e la contraddizione fra le due frasi deve essere, la contrapposizione fra le due frasi deve essere ricostruita dall'autore. Allora, in questo l'unico, diciamo, paragrafo che contenga un numero rilevante di connettivi testuali è effettivamente il primo, quello in cui l'autore simula, vi ricordate, una sorta di botta e risposta fra lui e il resto, diciamo, del pubblico dei suoi lettori, a cui invece piace stare in vacanza, tanto che se li immagina già sulla spiaggia con il giornale mentre lo leggono. E allora appunto gli dice, per esempio, d'accordo, posso concedervelo, non sono uno da spiaggia, quindi forse mi perdo il meglio, eccetera, eccetera. Allora, un esercizio molto utile è quello a un certo punto di togliere questi connettivi o togliere una parte, diciamo, di questi connettivi, e qua appunto si può decidere poi che tipo di esercizio fare. Un esercizio potrebbe essere quello semplicemente di prendere tutti questi connettivi e metterli in ordine sparso e richiedere appunto di abbinare all'allievo, appunto al ragazzo, dove va il singolo connettivo. Non è un esercizio che mi piaccia molto perché se si sbaglia, diciamo, una sola risposta, poi a catena si sbagliano tutte le altre e quindi non è molto buono, utile per la valutazione. Se si fa un esercizio di questo tipo, cioè se si tengono i connettivi del testo, bisognerebbe almeno cercare di dare 2 o 3 distrattori in modo tale da evitare l'effetto errore a catena. Un'altra alternativa che a me pare preferibile, posto che non darei il close test diciamo così com'è, quindi non lascerei in bianco perché è troppo difficile a mio parere, semplicemente reintegrare un d'accordo dal nulla, farei appunto l'esercizio con le risposte multiple. Cioè per ciascun vuoto si possono dare varie possibilità. In questo caso ne ho proposte 3, no? D'accordo, oppure eppure, o purtroppo. Qua è chiaro che posso concedervelo, vuol dire venire incontro alla obiezione che è stata fatta dagli eventuali lettori e dunque non può andare bene che d'accordo. Eppure, cioè un avversativo, diciamo, non avrebbe nessun senso, e neanche purtroppo, perché qua non è un fatto di giudicare, di valutare, diciamo, se il venire incontro alla posizione dell'altro sia vantaggioso o no per chi parla. Si tratta di una pura argomentazione dialettica. Se lo si ritiene troppo complicato, si può anche optare, diciamo, per sole 2 opzioni, una nettamente contrapposta all'altra come valore. Per esempio qui il quindi, che è la risposta corretta, non sono uno da spiaggia, quindi forse mi perdo il meglio, e che esprime una relazione di concatenazione logica. Siccome non sono uno da spiaggia, è probabile che mi perda il meglio, può essere sostituito con un connettivo di tipo concessivo, anche se. È chiaro che qui il connettivo di tipo concessivo non ha nessun senso logico, no? Non sono uno da spiaggia, anche se forse mi perdo il meglio, ma insomma non è certamente la risposta diciamo più adatta in questa argomentazione. Perché non essere uno da spiaggia non è vissuto come diciamo un deficit di chi parla, ma semplicemente come una differenza di punti di partenza nei confronti delle argomentazioni. E quindi, siccome sta concedendo la validità di ciò che è stato detto ai suoi, diciamo, a chi gli fa le obiezioni, allora è chiaro appunto che l'unico connettivo che può funzionare è un connettivo di tipo che esprime una consecuzione logica. Così si può andare avanti, diciamo, per sostituire i vari tipi di connettivi.
Ma c'è ancora un altro esercizio che mi sembra carino che si possa proporre, si possa fare e che diciamo potrebbe portare, questo è un esercizio ovviamente che non deve essere fatto necessariamente in classe, che può essere affidato come compito a casa, ovviamente poi con una verifica in classe, ma questo secondo me ci sono tutti gli elementi in una terza secondaria di primo grado, appunto perché l'allievo lo possa fare da solo. La cosa carina è appunto poter fare un percorso, magari attraverso, come si diceva prima nelle domande, anche un'unità didattica sul test argomentativo, che porti piano piano dalla comprensione del test argomentativo e delle sue dinamiche alla sua manipolazione, rielaborazione e quindi alla stesura di un test argomentativo, che è qualcosa che funziona meglio, secondo me, piuttosto che dare una traccia argomentativa così ex abrupto, senza prima un'esperienza, quei modelli sperimentati di cui parlano anche le indicazioni nazionali. Allora come si può fare? Restando sempre all'interno del primo paragrafo, si può fare un'operazione di cancellazione delle parole, di caviardage, cioè era uscito fuori, mi sembra, nel forum, no? Questa tecnica di cancellazione delle parole. La cancellazione delle parole come tecnica di manipolazione testuale è una tecnica molto carina, creativa, però appunto in genere serve alla finalità opposta, cioè serve a trasformare dei testi che hanno una testualità molto forte, che sono molto coesi dal punto di vista testuale e quindi anche logico-sintattico, in testi che sono più vaghi, quindi più poetici, meno vincolanti, secondo la tipologia di Sabatini. Quindi diciamo il caviardage degli artisti in genere consiste nel cancellare in un articolo di fondo varie parole e magari lasciare soltanto carnaio, oppure lasciare disponibilità. E poi i legami, diciamo, tra le varie parole vanno reinventati da parte di chi legge, che ovviamente può anche pensare a tutt'altro rispetto al testo di partenza. Qui invece è una sorta di caviardage inverso, cioè un caviardage che toglie gli elementi più referenziali, quindi tutto il discorso sull'estate e sul caldo che è al centro della riflessione di De Giovanni, e lascia puramente la griglia argomentativa, cioè quali sono gli elementi che possono andare bene per qualsiasi argomentazione in cui si voglia dire perché non si sopporta qualche cosa. Ecco perché odio puntini puntini. Ve lo devo dire, so già che cosa penserete. Quello che vi devo dire è che cosa? Ovviamente qua il contenuto cambia di volta in volta secondo quello che si vuole dimostrare. E ciò che penserete è che sia uno di quelli che puntini puntini. D'accordo, posso concedervelo, che cosa? Non capisco cosa ci troviate nel, eccetera, eccetera. Qua quello che si potrebbe fare, magari facendo una prova appunto insieme in classe e poi invece però lasciando un compito da fare individualmente a ciascun allievo, è appunto quello di fare un testo diverso. Io ho provato a farne uno, diciamo così, simulandolo ovviamente su di me, quindi pensando al testo che potrebbe proporre l'insegnante, un testo, mi rendo conto, un po' furbetto, che siccome i ragazzi non sono stupidi potrebbe essere visto forse come eccessivamente così adulatorio nei confronti, diciamo, delle esigenze dei ragazzi, cioè un ecco perché odio i compiti. Magari appunto si può trovare qualcos'altro, però ecco, questo semplicemente perché il gioco possa essere riconosciuto, cioè l'esercizio possa essere riconosciuto anche come un gioco e quindi appunto, insomma, secondo poi le strategie didattiche si potrebbe anche pensare che il miglior testo di ecco perché odio fare i compiti diventi un premio per cui, non so, un compito in particolare per una lezione non viene fatto da quello che ha vinto la gara. In questa maniera, è vero, uno degli studenti non avrà fatto un compito, però dall'altra parte avrà fatto molto bene diciamo, il compito gli viene richiesto il giorno prima. Ma insomma, quali sono le strategie? Ovviamente si tratta di sostituire singoli elementi alla griglia argomentativa generale, sfruttando questa griglia argomentativa generale e quindi capendo anche come funziona l'argomentazione di partenza. Per esempio, ve lo devo dire, so già che cosa penserete, quello che vi devo dire è che odio fare i compiti. Le parti in bianco sono quelle aggiunte, quelle nuove. E ciò che penserete è che sia uno di quelli che, io ho pensato che, non essendo bravo a scuola come siete voi, se la prende con i compiti a casa invece di avercela solo con la propria pigrizia. D'accordo, posso concedervelo che cosa? Ma studiare non mi è mai piaciuto, applicarmi non mi è mai piaciuto.
non capisco cosa ci troviate nel, e qua ci si può sbizzarrire, nell'imparare a memoria date, coniugazioni, tabelline, quando magari fuori c'è un sole meraviglioso e si potrebbe andare al parco a giocare a pallone o anche solo stare a casa con gli amici a fare un torneo alla PlayStation. Ma insomma, i contenuti possono essere i più vari. Penso appunto che, se ben istradato, possa essere un esercizio ponte interessante per passare, diciamo, dalla comprensione, quindi l'individuazione di tesi e di elementi dell'argomentazione, alla produzione testuale, in questo caso in parte vincolata perché la griglia già c'è, e che poi quindi possa abituare, diciamo, a un meccanismo di argomentazione testuale che ovviamente progressivamente poi dovrà essere autonomo, sganciato da qualsiasi testo di riferimento. Io non so quanto tempo mi manca, forse siamo al limite, quindi allora mi fermo qui. Il testo letterario, ecco, forse posso, visto che lo lascerò nelle slide, dico semplicemente che cos'è. Qui avete la tipologia di Sabatini. Il testo letterario che vi proponevo, questa volta un po' più semplice, quindi diciamo utilizzabile anche sicuramente per una seconda, forse anche per una prima, è un racconto breve di fantascienza dell'autore statunitense Frederick Brown, uno dei più celebri racconti di fantascienza del Novecento. Sentinella è il racconto, ve lo devo riassumere anche se mi dispiace perché non l'ha mai letto, diciamo che gli brucio la sorpresa, ma diciamo di base si parla di una sentinella che combatte contro l'alieno, contro il nemico su un pianeta lontano. Ci sono tanti elementi che fanno sì che il lettore pensi che questa sentinella sia ovviamente un umano che combatte contro un mostro alieno, e in realtà poi alla fine, proprio nel paragrafo finale, si capisce che sta parlando un alieno che ritiene che siano dei mostri gli umani che ha davanti, sta combattendo contro gli umani. Quali sono gli esercizi che proponevo? Allora, innanzitutto il testo è presentato, lo vedrete, senza tener conto cioè in una sequenza temporale non lineare, perché ci sono diversi flashback, soprattutto per quel che riguarda l'antefatto, cioè come è scoppiata la guerra, eccetera. Allora, un primo esercizio potrebbe essere quello di mettere in ordine gli eventi sull'asse del tempo, prendendo alcuni pezzi appunto di testo, così come questi nell'ordine in cui vengono presentati, e chiedendo poi di restituire, diciamo, l'ordine originario. Questo lo si può fare ovviamente capendo che cosa è successo, quindi mettendo i vari eventi in successione lineare. C'è un antefatto e poi c'è un antefatto che è ricordato in flashback, quindi non ha un ordine lineare. L'ordine lineare viene adottato soltanto per l'azione vera e propria, cioè appunto quello che succede nel racconto al protagonista. E poi ovviamente, e questa è la soluzione, e poi ovviamente ci sono diverse qualità che vengono attribuite al protagonista, quindi alla sentinella oppure al nemico, qualità appunto che giocano sul fatto che la sentinella, il protagonista, è presentato come, diciamo, con qualità che potrebbe avere anche un umano, invece il nemico è presentato come crudele, schifoso, ripugnante, quindi come se fosse un mostro, perché così è nella percezione appunto di chi lo guarda. E quindi appunto saper distinguere fra questi aggettivi sulla base del testo è controintuitivo, dunque bisogna leggere bene il testo, perché se uno si basa sull'intuizione non direbbe mai che è il nemico umano che striscia, che è il nemico umano che se striscia emette un verso strano, ha anche 2 braccia e 2 gambe e anche la pelle bianca senza squame, e poi sulla base di questo, anche basandosi appunto su delle immagini, cercare appunto di testare appunto quanto si è capito del testo con domande di questo tipo. Che aspetto ha il nemico quando striscia? Uno si aspetterebbe in un racconto di fantascienza che sia un mostro a forma appunto di rettile che striscia, e invece ovviamente è lo strisciare di un soldato che si muove appunto in trincea. Oppure ancora, come ti immagini la casa della sentinella? È ovvio che uno se la immagina, se non arriva alla fine del racconto, si immagina la sentinella come un uomo e dunque si immagina una casa normale, e invece dovrebbe essere una casa così da alieno in qualche maniera. Oppure ancora chiedere per esempio di disegnare alla fine del racconto come potrebbe essere questa sentinella, facendo gioco sulle informazioni che vanno inferite, perché nel testo si dice, nel paragrafo finale, il verso e la vista del cadavere lo fecero rabbrividire, molti col passare del tempo si erano abituati, non ci facevano più caso, ma lui no. Erano creature troppo schifose, con solo 2 braccia e 2 gambe, quella pelle d'un bianco nauseante e senza squame.
Che cosa si inferisce da questo? Si inferisce che chi sta osservando, quindi la sentinella, non ha 2 braccia e 2 gambe, non ha la pelle bianca e ha una pelle squamosa, una pelle con le squame. È difficilissimo trovare in rete immagini di un mostro, diciamo, simile. Io ho cercato qualcosa di simile, ma insomma si potrebbe chiedere, per esempio, ai ragazzi oppure ai gruppi di ragazzi di lavorare su questo. Perché avevo scelto questo testo? Perché mi sembrava un testo particolarmente esemplificativo della differenza qualitativa del testo letterario rispetto a un qualsiasi altro tipo di testo. Spesso noi, negli esercizi anche dell'Invalsi, per esempio, si adoperano testi letterari, ma si adoperano come testi descrittivi, testi narrativi, semplicemente perché ovviamente il serbatoio dei testi letterari è molto più ampio rispetto ad altri tipi di testi. In questo caso, invece, la cooperazione del lettore è fondamentale, anzi sono le attese del lettore che vengono sistematicamente disattese nella prima parte e che poi invece, quindi c'è un inganno, diciamo, del lettore, lo si porta fuori strada e poi alla fine gli si danno gli indizi per capire veramente come stanno le cose. E allora, secondo me, su un testo letterario, perché appunto si voglia testare specificamente la comprensione del testo letterario, gli esercizi di interpretazione globale del significato sono forse più utili rispetto a esercizi su singole parti, sui connettivi, sul lessico, che si possono fare anche su testi non letterari. Ecco, con questo finisco e vi ringrazio. Diciamo che le domande le poniamo direttamente. Come volete voi? Allora, io ho proposto che, soprattutto per gli altri poli, perché credo che la diretta sia finita o stia per finire, no? Finché vogliamo noi va avanti, il problema è di sede. Allora, non so se vogliamo farle adesso, vabbè, proviamo magari per un 5-10 minuti se possiamo andare avanti, o anche qui sì. Grazie. Allora, giustamente la professoressa prima parlava di connettivi e dell'importanza dei connettivi. È stato accennato al modello di Sabatini, giusto, ai testi, però non è stato non sono state date le indicazioni riguardo ai testi rigidi e ai testi elastici e ai tratti di rigidità e di elasticità che invece, secondo me, sono i riferimenti principali per poter lavorare sul testo e sui connettivi e molto anche sui testi rigidi, non soltanto sui testi elastici e letterari. Quindi perché avrei tante cose da dire. Cerco di riassumerle. Il problema con i ragazzi è quello proprio della consapevolezza e della conoscenza di quelle che sono anche le parole vuote, no? All'interno di un testo, e quelle che sono, quindi non soltanto l'aspetto così morfologico, grafico di una parola, ma quella che assume come funziona all'interno del testo. Quindi assicurarsi che i ragazzi comprendano e assicurarsi che i ragazzi conoscano la funzione di questa parola e la riconoscano per quello che è. E non soltanto poi dal punto di vista del testo, perché il testo che lei ha presentato era anche molto denso di enunciati, quindi è un testo molto complicato su cui operare dal punto di vista grammaticale e testuale. Ecco, alcune considerazioni che poi insomma andrebbero sì approfondite. Grazie. Sì, no, mi trovano molto d'accordo. Rispondo intanto alle singole domande. Sì, mi trovano molto d'accordo, l'ho riconosciuto io stesso che il testo non era semplice. Diciamo che secondo me appunto bisogna scindere la funzione comunicativa, l'intento comunicativo dell'autore dalla forma poi diciamo linguistica e testuale diciamo del testo. La tipologia di Sabatini effettivamente si riferisce soprattutto all'aspetto linguistico testuale. La tipologia di Werlich, a cui appartiene però appunto la tipologia di testi argomentativi che figura nelle indicazioni nazionali, e invece usa come criterio, come dicevo, quello dell'intento dell'autore, che poi può decidere lui se quanto vincolare diciamo, il lettore alla sua interpretazione, quanto diciamo, guidarlo nel testo. È ovvio che
Nell'articolo di fondo che ho letto prima, diciamo, effettivamente gli enunciati non erano presentati sempre in forma di valutazioni. Diciamo, c'era una componente valutativa molto forte: odio questo, odio quest'altro, non mi piace, non sopporto, in prima persona, legato poi a tutta una serie di situazioni che vengono presentate però retoricamente, diciamo, nel loro aspetto peggiore, no? I corsi assiepati di bambini, i coni sgocciolanti, no? Questa immagine un po' da film horror, diciamo, dell'estate, che chiaramente è molto retorica. Sono quindi d'accordo sul fatto che ci possano essere dei testi argomentativi più semplici, anche se devo dire la verità non è facile poi trovarli, perché negli articoli di fondo comunque per forza una certa dose di retorica rimane. Quello che mi piaceva di quel testo lì si riguardava soprattutto la macrostruttura, quindi l'individuazione della struttura del testo argomentativo, nel senso una tesi, una conclusione, 4 paragrafi, cioè 4 argomentazioni disposte su 4 paragrafi. È per questo che gli esercizi che ho proposto erano soltanto sulla ricostruzione, diciamo, dell'ordine dei vari paragrafi e poi eventualmente sul primo paragrafo, perché è quello un pochettino più simile a come funzionano i testi argomentativi, diciamo, canonici, e quindi un gran numero di connettivi, una griglia argomentativa. È chiaro che poi nel proseguimento del testo effettivamente le cose si complicano, ecco. Offrire degli strumenti molto pratici, per esempio le catene anaforiche, no? Ho visto che era un testo anche con la dislocazione a destra, il posticipata, insomma ci sono tanti elementi che se i ragazzi non li conoscono tecnicamente fanno fatica a diventarne consapevoli e quindi a creare appunto delle competenze, delle abilità situate, ecco, tutto, certo. tutto qui. E anche il discorso dei tratti di rigidità e di elasticità non negano comunque la tipologia di Verlich. No, certo. In questo senso. Sì, dovrebbero compenetrarli, però non sono, diciamo, del tutto sovrapponibili. Ecco, per quel che riguarda, diciamo, la complessità sintattica, anche le movenze del parlato che vengono imitate in quel testo lì, su quello però non sarei, diciamo, così... cioè non mi troverei così d'accordo, nel senso è vero che l'allievo della secondaria di primo grado non riconosce una dislocazione a destra e ci mancherebbe altro, né nessuno gli richiede di riconoscerla, però la capisce, la usa nel parlato, quindi diciamo se uno non chiede un riconoscimento grammaticale della forma sintattica, ma appunto gli chiede, cerca di dirmi che cosa sta dicendo, secondo me si può benissimo utilizzare anche un testo che rappresenta un tipo di scrittura che non è quella che lui incontra abitualmente. Anzi, proporrei, ma chiaro, poi sul campo ci siete voi, diciamo, quindi è una collaborazione che dobbiamo fare, cioè voi date suggerimenti a noi cerchiamo, diciamo, di rielaborare alcune cose, di fornirle a voi, però proporrei in realtà di anche sottoporre all'attenzione dei ragazzi ogni tanto articoli di questo tipo, cioè di registro brillante, perché in fin dei conti, diciamo, quel tipo di prosa argomentativa scolastica è oggi, come notavamo, sempre più rara, per cui se poi si troveranno a dover difendere una propria argomentazione in pubblico, è probabile che dovranno usare più quegli strumenti lì che gli strumenti, diciamo, che gli diamo noi attraverso la grammatica, e quindi che abbiano una certa familiarità con questi meccanismi, sia pure implicita, cioè senza riflettere sul fatto che è una dislocazione, ma magari poi basandosi su quella griglia argomentativa per imitare lo stile di Giovanni, magari ce la mettono loro una dislocazione inconsapevolmente e il testo acquista una vivacità che nella forma logica, se gli avessimo detto devi sostenere la tua tesi, dire perché non avrebbe. Quindi mi rendo conto che è un esercizio, è uno sforzo per loro e anche per chi insegna, perché si trova a dover maneggiare testi che non sono quelli, diciamo, che abitualmente vengono usati per esemplificare questo tipo di questa tipologia testuale, però secondo me è uno sforzo che ogni tanto, insomma, può anche essere fatto. Ci sono altre domande? Se posso chiedere una cosa io, perché mi è piaciuto molto anche l'articolazione di questa batteria di esercizi. Come è possibile poi passare a una produzione meno vincolata, più libera, anche in vista di un compito autentico? Allora,
appunto, non trovavo male l'idea che era stata proposta nelle domande prima, rivolte appunto alla professoressa Rigo, di un'unità didattica sul test argomentativo. Cioè, mi sembra appunto che per come diciamo, funziona la scuola, almeno ovviamente la scuola è molto cambiata, ma per esempio i ricordi che posso avere anch'io diciamo, di come sono arrivato al test argomentativo, diciamo, l'argomentazione è ritenuta come qualcosa di implicito, ci arrivi da solo, nel senso devi difendere la tesi, la difendi ingenuamente inizialmente, non capisci bene come, poi piano piano impari diciamo, da solo, perché ovviamente capisci come si fa. Esplicitare un po' di più questa struttura, partendo da esempi concreti, poi riflettendo su come, appunto, magari con esercizi prima, ma poi diciamo, deducendo da questi esercizi anche una forma universale che vada bene per qualsiasi tipo di test argomentativo e facendoli lavorare su manipolazioni di testi prima, possa guidarli verso un'acquisizione della competenza argomentativa nello scritto. È chiaro che poi a un certo punto si potrà lasciarli assolutamente liberi di partire senza un testo, magari come si suggeriva nella lezione precedente, appunto, però trovando insieme i dati, gli argomenti che possono essere a favore o contro. Cioè, diciamo, si va verso un livello di autonomia sempre crescente, no? Prima c'è soltanto l'analisi di un testo attraverso esercizi di comprensione, poi piano piano ci si svincola un po' e quindi si chiede di integrare delle parti, magari connettivi. Poi allora ci si svincola ancora di più lasciando la griglia argomentativa e chiedendo di integrare con idee nuove, quindi con una fase anche di ideazione, e poi a un certo punto si prende una tesi e magari una controtesi, si prendono una serie di argomenti trovati insieme, di dati, scusate, non di argomenti, ma di dati, e si chiede direttamente all'allievo di rielaborare tutto ciò, o anche si può fare prima il lavoro di classe in gruppi, quindi di fare una griglia di un possibile testo argomentativo e poi di elaborarlo singolarmente. È chiaro, diciamo, che se si riesce a fare questo lavoro, io so che le ore sono poche, ma se si fa, diciamo, un lavoro di questo tipo, poi verrà più semplice, diciamo, la produzione di un test argomentativo ex abrupto, appunto. Saluto. Ci rivediamo, forse vogliamo dire, se c'è qualcuno ancora, mi sembra il 27, esattamente la stessa data, appunto il 27 marzo, con le lezioni di Verri, sì, e di nuovo della professoressa Riga, sì, la seconda parte. Sì. Ecco, l'ultima cosa, sottolineavano da Vicenza l'importanza dell'uso dell'ironia che è sottesa nell'articolo, e anche questo può rappresentare una difficoltà soprattutto alla scuola media. Ecco, questo era il commento arrivato da Rovigo. Vicenza. Sono assolutamente d'accordo. Arrivederci.